Ciao a tutti, oggi un girettino molto veloce, molto vicino a casa. Sono nelle Domus de Janas di Prane Narbonis, località Prane Narbonis, in comune di San Vito. Una necropoli che è a 2 passi dal paese, si può arrivare a piedi, sono 800 metri dall'incrocio con la strada provinciale. Adesso voglio vedere se riesco, metto a fuoco, ecco, mi sfuoco io, metto a fuoco dietro di me. Volevo farvi capire, ecco, quello ecco, è il paese di San Vito. Veramente si può arrivare a piedi tranquillamente anche con bambini, eh, in quanto 20 minuti, ecco. Ma andiamo a vedere la necropoli. Le tre sepolture oggi visitabili sono costruite tutte in un unico blocco di granito. Tra l'altro non si sa se magari sono state fatte altri scavi intorno per capire se ce ne sono delle altre sottoterra. Comunque le tre visitabili sono costruite tutte su un unico blocco di granito, che è questo che vedete alle mie spalle, e sono realizzate nelle vicinanze di un villaggio del Neolitico che è stato censito qua nelle vicinanze, quindi probabilmente queste sepolture erano funzionali a quell'insediamento là. Ma vediamole a una nel dettaglio. Ecco, partiamo dalla numero 1. Purtroppo è piena d'acqua, quindi non ci possiamo avventurare più di tanto. Non sembra, o comunque è coperto magari dalla terra, non è visibile il dromos, invece è ben visibile l'anticella e la cella. La prima cosa su cui ci viene da ragionare è il fatto che comunque sono state realizzate senza l'utilizzo di materiali metallici, quindi con la pietra, usavano una pietra più dura rispetto alla pietra che andavano a scavare, quindi immaginate il lavoro faraonico che c'è per fare questi, ma non queste che sono piccoline, ce ne sono certe che sono enormi, gigantesche. La numero 2 invece è visibile, è ben visibile il dromos, l'anticella e la cella. Qua è anche, come potete vedere, è anche visibile la lavorazione dell'ingresso, come se avessero voluto fare, ecco, uno stipite. Anche qui gli ambienti sono due. Adesso io vorrei anche provare a entrare, ma ecco qua, anche lì guardate che bella, guardate che bella lavorazione. Come un atrio e poi dietro la stanza, poi sicuramente dove venivano adagiati i defunti. Eccola là, guardate che bella, eccola. Adesso io non ci entro lì perché sei tutto, diciamo che non ho la snellezza necessaria, però credo che si sia capito. Dalla numero 2, poi ecco qua in fondo si passa alla numero 3, sempre il stesso sistema, anche qui un muro, vedete che probabilmente è recente, è stato fatto per questioni estetiche. Ed ecco arrivati alla terza. Qui, diversamente dalla 2 per esempio, l'ingresso, vedete, non è definito, rifinito come nell'altra, ma magari originariamente c'era e poi chissà, non lo so, però intanto vabbè, dall'altro è chiarissimo la lavorazione, per come vorrei descrivere lo stipite delle porte, però. E anche qui questo piccolo, diciamo, atrio e poi lì la stanza, eccola là, vedete, guardate. Vorrei poi farvi vedere una cosa curiosa che magari non ha nulla a che vedere, però visto che ci sono
Mi ha incuriosito, ve la faccio vedere. Guardate, sopra questa domus c'è un buco. Non so se è fatto da poco, da molto, se magari c'era infilato qualche... Vedete? C'è un buco, c'è proprio sopra la domus numero 2. Anche sopra la 3 ho trovato, adesso ve la faccio vedere, sopra, ecco qua, e dietro soprattutto, guardate, nuovamente, chissà che significato ha questa cosa. Beh, anche oggi è tutto dalle Domus de Janas di Prano Narbonis, alla prossima.